YouTube mi ha spedito questo pacco, sapete di che cosa si tratta? Tutto è partito nel 2015, guardando i video di una mia amica qui su YouTube scoprì il mondo dell'intrattenimento. La contattai e le chiesi se aveva il piacere di registrare un video con me. Così volevo provare l'ebbrezza di stare davanti a una videocamera. Iniziamo a registrare un video, che poi alla fine divennero tanti video. Mi ricordo ancora, provavamo cibi di diverse nazionalità e ci piaceva registrare le nostre reazioni. E niente amici, ho iniziato a leggere tutti i commenti e sono rimasto veramente sbalordito dal calore e dalle belle parole che le persone scrivevano. Che poi è passato veramente parecchio tempo, ma secondo me qualcuno di voi li avrà visti quei video. I commenti erano tutti complimenti che mi incoraggiavano a intraprendere un percorso personale qui su YouTube, ma sui social in generale, e così ho fatto. Ho iniziato qui su YouTube, poi Instagram, ma comunque vi dirò la verità. Non prendevo seriamente il tutto perché ero ancora uno studente alle scuole superiori e il mio unico pensiero era studiare. Poi ho incominciato a lavorare, ma non ero soddisfatto di ciò che stavo facendo, anche perché lavoravo per un settore diverso. Ero veramente molto confuso e demoralizzato ed è per questo che decisi di mollare praticamente tutto. Sì, tutto d'un tratto ho proprio mollato e ho deciso di investire tempo e soldi su me stesso. Ho incominciato a studiare da autodidatta i social. Poi mi sono iscritto a un corso di formazione per capire quale fosse il giusto canale, la giusta comunicazione, le giuste tematiche da affrontare, e ho comprato l'attrezzatura da content creator. Giuro, non ho speso cifrone, anche perché mi sa che la prima cosa che ho comprato è stata la ring light. E con l'arrivo dei video brevi ho iniziato a pubblicare contenuti su contenuti. Però ho fatto piccoli passi, ve lo assicuro. Oggi sono qui, nella stessa cameretta dove ho registrato il mio primissimo video qui su YouTube, e vi mostro che cosa mi ha mandato YouTube. Questo è merito vostro, perché con molto coraggio avete deciso di supportarmi e anche di sopportarmi, ma soprattutto avete deciso di seguire le mie 1000 avventure. Però posso dirvi una cosa, è anche merito mio, perché nonostante molte persone abbiano cercato di buttarmi giù dicendomi che quello che stavo facendo era solo una perdita di tempo, ho sempre buttato tutto dietro le spalle. Grazie di nuovo per il supporto, grazie per gli abbracci, le foto e i commenti, i messaggi, leggo tutto quanto, non avete idea di quanto mi faccia piacere. Ed è anche, vi giuro, ed è anche sempre bello incontrarvi. Spero vivamente che la mia storia possa essere di ispirazione per voi. Credete sempre in quello che state facendo e soprattutto credete anche nei vostri sogni. Vi auguro il meglio per qualsiasi cosa e mi raccomando, non abbattetevi mai. Ok, allora questo qui lo mettiamo bene in vista. Vi piace? L'ho messo qui. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video.